Anche perché, direttore, mi sembra piuttosto improbabile che si potrà andare in pensione in futuro ad un'età minore rispetto a quella di adesso, vuoi appunto per il calo delle nascite, vuoi per l'elevato numero dei pensionati, quindi cioè, in prospettiva dovremo assolutamente abituarci che andremo in pensione più tardi e forse anche con qualche cosa in meno, o no? Beh, diciamo, se la prospettiva è quella del metodo contributivo, che ormai è una roba vecchia di 25 anni, siamo al 95, quindi se la prospettiva è quella del contributivo, tu un giorno avrai una pensione costruita sui contributi versati, che diventerà pensione, questo capitale teorico maturato a partire dall'aspettativa di vita. Quindi le strade di norma sono due. Se il legislatore deciderà di farci uscire dal mondo del lavoro, ipotesi, a 70 anni, probabilmente la nostra pensione sarà anche, come dire, consistente. Perché? Perché ho accumulato un montante contributivo molto consistente e questo verrà suddiviso su un'aspettativa di vita evidentemente più breve. Se per ipotesi, dico solo per ipotesi, il legislatore decidesse invece di tornare a farci uscire dal mondo del lavoro a 55 anni, che per noi sarebbe quasi dopodomani praticamente, Sì. ecco che tu avresti meno contribuzione, quindi la torta contributiva un po' più piccola, ma un'aspettativa di vita molto più lunga e questa torta la dovresti quindi suddividere per un numero di anni più elevato e diventerebbe più bassa. Quindi il quesito è: meglio una pensione che arriva presto ed è bassa o meglio una pensione che arriva tardi ma è alta? Ecco, di fronte a questo quesito, meglio avere una valvola di sicurezza che Sì. ti tampona la falla in un senso o nell'altro. Si chiama previdenza complementare. Avvertenza messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da Cogip. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.